La casa, la salute e il lavoro, che a Venezia sono tre argomenti che mancano, e poi soprattutto noi chiediamo la sicurezza per i nostri cittadini. A pochi giorni dal voto in cui i veneziani saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco, Pierangelo Del Zotto, candidato di Prima il Veneto, non ha dubbi su quali siano i punti di cui ha bisogno la città per un cambio di rotta. Metterei sul mercato tutti i 2500 appartamenti che il comune possiede, di cui è proprietario, perché un comune non deve avere come mission quella di essere proprietario di appartamenti, li deve mettere tutti sul mercato. Per quanto riguarda la sicurezza, il comandante dei vigili urbani della polizia locale ha detto che sono in 500, io non li vedo per strada in 500, bisogna sburocratizzare il corpo della polizia locale, bisogna alleggerire il mansionario, bisogna sguinzagliare sul territorio. Il turismo va regolamentato, l'escursionismo va combattuto a fondo. Per Del Zotto il nuovo sindaco dovrebbe conoscere profondamente la città e soprattutto le sue criticità, dalla laguna alla terraferma. Io non sono nato a Marcon, io non sono nato a Milano, io sono veneziano. Io ci sono da decine di anni, ho visto Venezia trasformarsi nel tempo e adesso per venire qua mi sono beccato una giornata di sciopero abitando il Lido, ho fatto il traghetto Lido-Venezia fino a Piazza San Marco, poi a piedi fino a Piazzale Roma, in mezzo a decine di migliaia di escursionisti che giravano, vagavano per Venezia senza meta, impedendo a me cittadino di venire qua per tempo. Infine conclude. Siamo l'unica lista che ha all'interno di 36 nominativi 18 uomini e 18 donne. Quindi noi superiamo il problema del genere perché abbiamo una lista estremamente equilibrata. Io non mi rivolgo a coloro che da anni votano a destra, non mi rivolgo a coloro che da anni votano a sinistra, mi rivolgo a coloro che da decenni non votano perché sfiduciati dalla politica e dalla cattiva amministrazione. Io mi rivolgo a questi cittadini, uomini e donne, che non votano da 10, da 20, da 30 anni, facendo presente loro che noi siamo quelli che potrebbero cambiare la sorte della città.